Bentornati dopo il breve stacco pubblicitario. Stavamo giustamente parlando, anzi ho interrotto nel nascere l'intervento di Pietro, perché io mi chiedevo appunto nell'effettivo cosa succede quando in realtà ci ritroviamo noi stessi oppure incontriamo qualcuno che sta vivendo questo periodo, che cosa pensiamo di un atteggiamento del genere, cioè il multitasking, quindi frequentare più persone, è effettivamente la ricerca tra tanti di una persona con la quale costruire un rapporto esclusivo, oppure è io non mi lego a nessuno e questo è l'unico modo per tenermi vivo, però non approfondire la conoscenza, cioè due cose completamente diverse che sono assolutamente incarnate dallo stesso atteggiamento. Quindi come in realtà noi ci rapportiamo con un atteggiamento del genere? Ma io, guarda Paolo, non lo voglio tirare troppo sulla filosofia, sul filosofico, però credo che ognuno di noi sia, se posso usare una figura retorica, una piccola o grande nave che naviga in un mare pieno di altre navi. Prima di trovare un porto ha necessità di conoscere, toccare altre navi, vedere altre navi, questo è sicuro, insomma. Però credo che nella ricerca di ognuno di noi ci sia un porto definitivo in cui arrivare, o perlomeno che si pensa essere definitivo, insomma, quindi è una questione di convinzione. A questo punto, se una persona si relaziona con più persone contemporaneamente, il motivo per cui lo fa può essere variegato, diverso. Può essere per un motivo, come dicevi tu prima, di autocompiacimento, piaccio per cui me ne faccio 4 in una volta sola. Può essere un motivo, come dicevi tu prima, di ricerca, ma più che della persona, di se stessi. Perché poi io mi sono reso conto nella mia vita e nell'esperienza che porto qua con mia moglie, con la mia compagna Simonetta, che poi la persona giusta arriva quando meno te l'aspetti. Vero, verissimo. E quindi è inutile andare a cercare un tesoro quando è il tesoro che viene a te, perché se deve capitare, capita. Poi, scusate la banalità, puoi trombartene 50 o 100 o 1000 senza trovare mai l'anima giusta. In fin dei conti, se noi andiamo a fare queste cose per cercare l'anima gemella, fra virgolette, che comunque gemella non è mai, a mio parere, cioè certo, ci sono due anime che è un incastro, esatto, non esistono mai anime gemelle, e a questo punto è inutile che facciamo questo sforzo. Siamo più onesti con noi stessi dicendo che ci piace tanto a noi maschietti trombarne 5, perché una ha gli occhi azzurri, quell'altra è bassina, quell'altra è alta, quell'altra ha la sesta e quell'altra invece il sedere tondo, piuttosto che andare a dire che stiamo cercando l'anima gemella, stiamo cercando altro, insomma. Sei stato esemplare, Pietro, grazie. Luca. Ma io penso molto semplicemente che il punto sia uno. Che cosa vuoi? E te lo dici allo specchio. Quando sai che cosa vuoi, sai come muoverti. Invece, quello che molti fanno è: guardiamo cosa offre il mercato, poi scelgo. Però ti accontenti di quello che trovi, non sai neanche che cosa vuoi. Quindi quando ti accorgi che effettivamente c'è qualcosa, ci sono dei problemi che nascono, perché i problemi nascono quando fai una cosa così, con leggerezza, o comunque che non la fai ben con presa di coscienza. Dopo ti accorgi che, cavolo, ma io non volevo questo, volevo quest'altra cosa qui. E poi dopo ti comporti in modo diverso o vai verso altre cose. Sì, ma in questo non ci sarebbe niente di così tanto grave, nel senso che tu aggiusti il tiro, quindi frequenti 2 o 3 volte, esci 2 o 3 volte con una stessa persona e dici guarda, sai che c'è, non è scattata, e quindi la lasci per il suo percorso. Il problema è portarsi dietro tutta la zavorra, cioè davvero, e perché magari poi ci ripenso, però lei effettivamente 2 o 3 cosine buone ce le ha, quindi vediamo se trovo quelle 2 o 3 cosine buone e altre 3 in un'altra persona, però mi porto dietro anche quella, cioè è un atteggiamento. Non lo so quanto possa essere ma soprattutto una volta tu giustamente dici, uno si guarda allo specchio e onestamente dice io sto cercando questo, ma poi siamo così onesti da dirlo all'altro. Io non ho mai visto una persona che poi, come giustamente diceva Pietro, ti tromba e arrivederci e grazie, e dirti al primo appuntamento, sai, io onestamente ho capito stamattina che ti voglio solo trombare. A me non è mai capitato, guarda. Ed è anche giusto dirlo effettivamente, cioè non lo sappiamo. Allora... Avevo un compagno di scuola tanti anni fa che andava con la legge dei grandi numeri, cioè lui lo chiedeva a tutti, trombi? Cioè, a tutte, anzi a tutte. Sì, e lui diceva su 1000, una su 1000 come dice Morandi, una su 1000 te la dà. Insomma, sì, può essere, assolutamente. No, però io volevo chiedere una cosa, cioè il fatto di cambiare partner sembra quasi che in un certo senso
possa talvolta essere, come dire, questa persona non mi ha soddisfatto, quindi una forma di passare da un'insoddisfazione, insoddisfazione, fino a quando qualcuno ti soddisfa. Ma ci può essere più partner che ti soddisfano? Oppure è solo il fatto che, appunto, come dire, quella persona quell'esperienza non mi è piaciuta abbastanza, perlomeno, e quindi vado da un'altra parte? C'è Simonetta? Basta che sentiamo variegati. Dunque, c'è un fatto che bisogna chiarire bene, secondo me. Dal primo momento che si hanno delle difficoltà di comprensione, non si sa effettivamente dove si vuole arrivare. C'è la persona che ha le idee chiare, quindi dice io non mi voglio sposare, non voglio avere delle relazioni stabili, quindi quella me la dà bene, quell'altro me la dà bene, ma questo anche per le donne, non solo per gli uomini. Quindi bisogna caratterizzare, secondo me, la propria connotazione personale, il proprio carattere, come posso dire. Se invece, come me, per esempio, io sono una persona che il multitasking, no, anche no, ma perché io parto dal presupposto che è un mio non rispetto e non rispettarmi. Poi io posso conoscere una persona, se mi piace vado avanti nella relazione, ma non per questo io gliela do. Cioè, questo è il discorso, cioè bisogna vedere un attimo che carattere si ha e quindi nella propria personalità quello che prevale. Se c'è ci sono le donne ma anche gli uomini che non hanno nessun tipo di ritegno, parliamoci chiaro, che siano donne da compagnia o di strada o di altro genere, o che siano gigolò e quindi o no, ma non hanno nessun ritegno. Ci sono donne e uomini che nel proprio pensiero questo non ce l'hanno, ma perché partono dal presupposto di un rispetto proprio. Però io ho avuto un sacco di raffronti con condizioni diverse, cioè persone magari legate da un sacco di tempo che poi interrompono una relazione per qualsiasi motivo al mondo, non sono pronte o non hanno la fortuna di incontrare immediatamente. Io non credo neanche a quelli che passano da 7 a 10 anni e poi altri 4, perché in realtà stanno cercando una stampella. Quindi quando dopo una storia che magari è andata male ti trovi da solo, non è poi così semplice, per tutta una serie infinita di motivi, trovare subito il sostituto con cui intavolare un'altra storia seria. Non per questo uno deve stare a casa, giustamente Pietro diceva, quando poi arriva, per carità, però capita anche di avere dei tentativi. E capita che questi tentativi si intersechino, e non perché sei una donnaccia di strada o uno stronzo, ma semplicemente perché stai trovando un tuo percorso, un tuo modo di. Ecco, io non credo che sia fisiologico pensare di poter essere sempre, in ogni momento della propria esistenza, perché rispetti te stesso, monogamo nel vero senso della parola, perché è una presa in giro, perché può capitare tranquillamente che l'empatia nasca una sera con una persona dalla quale non ti aspetti niente, ma che tu abbia voglia in quel momento di viverti la storia, esatto. Può anche essere invece che tu abbia desiderio di frequentare in maniera più approfondita, senza per forza avere un rapporto intimo, per carità, più persone per cercare un attimo di capire. Quindi secondo me è sbagliato proprio cercare di dare un context ben preciso a quella che è l'attitudine personale, perché poi in momenti di vita diversi, quelle che per una vita sono state Santa Maria Goretti poi si ritrovano in realtà a ritrovare l'adolescenza a 45 anni, per esempio. Allora le vedi minigonna, calzarrete, e lì chissà cosa c'è dietro. Magari è quella che tu giudichi e dici, ma guarda, questa anziché starsene a casa con famiglia, lo è stata sino al giorno prima e sta ritrovando le sue risposte, quindi è davvero difficile, difficilissimo dare un giudizio. Io la penso esattamente come te, davvero, perché credo che dopo una storia lunga, comunque 4-5 anni, quel che siano, cioè è difficile rientrare di nuovo in un'altra storia, buttarsi di nuovo a capofitto, altri 10 anni, cioè
non può essere così. Guarda, ti dico di più, Nicole, io non lo vorrei proprio. Cioè, No, un uomo non è che vero. viene da una storia di 10 anni e che poi si lega immediatamente a me, Sì. ha qualcosa di malato. Cioè, io preferisco che mi dica, guarda, è 2 anni che sono solo che zippetto, e dico, bah, magari abbiamo una chance di costruire qualcosa, perché è davvero fisiologico. Anche secondo me, perché non credo che se uno conosce molte persone, non dico per forza che deve approfondire il rapporto, però se conosce molte persone, voglio dire, alla fine conosce anche più se stesso, credo, attraverso gli altri. Ma voi ci credete al trombamico? No, Quelle classiche, Per favore. quelle classiche relazioni che non hanno niente di... ci sono, ha voglia. Cioè, da una parte e dall'altra c'è sempre un po' di sentimento, però io ne conosco di gente che va al cinema e il mercoledì sera, dopo il cinema, si fa una trombata. Però poi ognuno ha la sua vita, vai a lavoro, anzi, sei collega, cioè, bah. Non ho mai avuto un trombamico, e questo è vero, però ci credo. Per un fatto... Ci La famosa credo, tromba amicizia. esatto, per Ma un è un fatto- tacito accordo, cioè ci si un incontra per esatto, far un quello. per un tacito accordo. Perché l'esperienza non l'ho avuta io direttamente, ma conosco persone che l'hanno avuta e attraverso questo trombamico hanno trovato, non chiamiamola anima gemella, ma hanno trovato la persona che poi con la quale si sono unite. Con la quale hanno fatto l'amore e Sì, non la trombata, effettivamente, hanno fatto l'amore. Quindi, allora, lì il discorso è partire da una relazione e entrare in una tromba amicizia, o sei fuori da una relazione e partire con una tromba amicizia per poi trovarne un'altra ancora? Allora, è sempre un fatto personale, secondo me. È un fatto anche psicologico, dello stato psicologico della persona. Ma Penso. sì, guarda Simonetta, io credo anche questo, che, e poi sentiamo Luca che chissà quante trombamiche, vabbè, credo che a un certo punto nella donna, forse più che nel maschio, c'è sempre un po' il desiderio di, nel senso che io penso che insomma, al di là dell'istintività, forse la donna trova anche nel sesso, nel mero sesso in sé, il desiderio di condivisione, di farsi una risata, magari una coccolina dopo, magari ce l'ha un po' la visione che da una tromba amicizia nasca una relazione. Invece ci sono un po' degli uomini che in realtà passa 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, dopo 3 anni ancora continuano a chiamarti il mercoledì sera dopo il cinema e tu dici, beh, qual è il problema? Il problema è che forse l'uomo riesce invece a scindere e questo è un altro discorso. Luca, quelle sono? Sono uomini che non sanno fare l'amore. Può essere, assolutamente, può essere. Luca, Io continuo a dire che secondo me ci diciamo tantissime zate, ma tantissime. Emilio, K. Ma sentiamo il nostro Luca. Tantissime, esatto, zate, no? Sì. Però è anche vero quello che ha detto lei, che se è veramente così cioè, ci si può credere in una specie di trombamico, però non vuol dire che se nasce come trombamico non possa cambiare nel corso del tempo. Certo, Non perché puoi poi l'amore illuderti e lì torniamo può alle anche nascere... punte Certo. che ci diciamo. Anzi, molto spesso, quando le cose nascono in maniera più leggera, quindi senza la pressione perché si è più dell'impegno, sinceri, cioè. esatto, magari Tutto poi lì. prendono un piede diverso e quindi crescono delle storie importanti. Anche perché molto spesso capita che poi a un certo punto uno dei due si rompa, perché ha incontrato, non sentendosi impegnato, magari ha incontrato un'altra persona e il partner della trombata dice, ma sai che mi manca, ma sai che ci penso, ma sai che in realtà il mercoledì sera dopo il cinema è il momento più bello della settimana, e lì si fa 2 conti. Però attenzione, cioè io dico sempre alle mie amiche, sai, è 1 anno e mezzo che però qua poi mi pare che frequenti anche qualcuna, probabilmente tu sei quello e in quella bolla ci sei solo in quella situazione, quindi non bisogna neanche raccontarsela, ecco. Può succedere, ma 2 su 3 finiscono così. Ma io... C'è Serena che sa, è 2 ore che... Gli passo la parola Sì, a sì. voi, Serena. Sì. No, io penso che quello che è successo all'amica di Simonetta sia l'eccezione, cioè che succeda veramente poche volte. Io Perché ho la avuto- donna si affeziona, tu dici? Sì, perché io ho molte amiche
molte di loro sono passate in questa situazione nella quale, ok, Ma io mi butto in piazza, a me è successo, quindi partono penso e che sia dicono successo a sì, tutte. va bene, anche a me va bene, così ci vediamo, scopriamo, buona, senza impegno, a posto. Però alla fine sempre le ragazze, le femmine, incominciano a farsi dei gran viaggi. Sì, ma forse, Esatto. ma forse sì. E i maschi di solito, e quando una femmina incomincia ad affezionarsi, Perde anche il trombo amico. sì, Cioè, no, perché lui se ne accorge la e dice, danno- mamma mia. fanno in là, va bene, basta. Ne cerco perché una se con no- cui partire dall'inizio, così per un anno mi rompe le esattamente, scatole. quindi io non ci credo molto. Cioè, può succedere, immagino. Secondo me però può succedere che in un momento è particolare della difficile. vita di entrambi uno, piuttosto che andare di fiore in fiore, perché poi in realtà anche l'intimità è una cosa importante, quindi è sbagliato ed è assolutamente irrispettoso sprecarsi e buttarsi con chi che sia. Perché poi quando si recupera l'equilibrio in realtà poi ti penti anche, quindi magari uno incontra una persona che ti piace in maniera particolare e dici vabbè, pure che non c'è niente di impegnativo, me la godo finché dura. E questo secondo me è l'unica forma di tromba amicizia possibile. E poi ognuno fa la sua strada, a meno che non nasca qualcosa nel migliore delle ipotesi. Signorina. No, io mi stavo chiedendo, ma come può essere un tromba amico? Cioè, se uno è un tuo amico, tu ci vedi del buono dentro, cioè, ti piace come persona, come può essere una trombata se ti piace poi come pensa? Ma Tutto perché, cioè, Nicole, secondo me è non la c'è definizione di sentimento tromba amico dopo. sbagliata, nel senso che tu normalmente non vai a trovare non puoi nel chiamarlo circo così della... allora. No, infatti è la Perché definizione sbagliata, perché in realtà questo è non lo sempre quasi capisco. uno sconosciuto, cioè non è il tuo migliore amico, ecco. Cioè, Appunto, perché dico, se uno è un L'identikit tromba amico, del allora o è tromba amico. amico qual è? Quindi coniamo un altro termine, dobbiamo io faccio inventare un una altro termine. petizione. Sì, perché o è amico oppure quello con cui vai, cioè non può essere tromba la stessa partner. persona. Sì, sì. Sì. Il tromba e vai, insomma, Il tromba- chiamiamolo. allora ok, va bene, tutto quello che ho sentito, Esatto, ma se no ingrana non la mi piace. quarta. Se è quello così, ok, ma se è un tromba amico come dicono, no, mi dispiace, non lo condivido, perché c'è un amico, a parte il fatto che sei un amico, penso che dovrebbe rimanere tale. Sì, ce ne Però- sono di amici così meravigliosamente generosi da venirti in aiuto, però guarda ma Paola, allora che poi se non era proprio un stai, amico. se hai bisogno Di di un me ci conforto sono. perché ti vedo molto stressata, io mi Scarichi lo immolo stress. alla casa. Allora diciamo che è un conoscente, un ragazzo Poi se con ti cui vuoi uno anche esce. sfogare, no? E 2 che ore. per quello loro sì, sono tutti generosissimi da un punto di vista meramente... Ok, però non è un tuo amico, perché sennò... Ma se è un sì, tuo amico- scherzo, infatti, Voglio cioè, dire- normalmente la classica definizione di tromba amico è che hai conosciuto uno, ci si piaciucchia e allora sai che c'è, che una volta alla settimana, quando va bene... allora ok, perfetto. Ecco, è Lo proprio la condivido. definizione sbagliata, ecco. Anche secondo me è il termine che è l'etimologia della parola che non è corretta. Ma io approfitto perché, insomma, questa cornamusa vogliamo sentire. Sì, no, anche perché appunto dobbiamo creare un inno ambiente. scaramantico Alle corna e al a- multitasking, alle perché noi corna, siamo assolutamente a e favore quindi invece ispirazione di corna, cornamusa dell'onestà, e via. che poi sia multitasking o meno, l'importante è essere onesti. Dai. Che meraviglia! Beh, Simone ti avrà conquistata così, A suon di a cornamusa. suon di cornamusa. E allora... È stata proprio la cornamusa che mi ha permesso di ritrovarlo.
L'ho cercato io. Questa cosa meriterebbe una puntata a parte. Solo per lei, Solo esatto. la cornamusa. Allora portatela sempre dietro che porta bene, anzi falla toccare un po' in giro, la tocco anch'io dopo che magari ritroviamo l'amore per strada. Ragazzi, grazie infinite di essere stati con noi, salutiamo Simonetta, Pietro, Luca, Nicole e Serena, ovviamente il nostro dottor Emilio Gerboni, sempre però impara un po' di parolacce, Esatto, così riesci esatto. a incalzare un po' la di più scuola. le mie invettive. E noi vi diamo appuntamento alla prossima, un bacio da Paola, grazie per averci seguito. Ciao! Grazie Paola, davvero interessante anche questa puntata di Love. Come l'ho trovata interessante? Io mi auguro che l'abbiate trovata interessante anche voi. Io vi do già appuntamento a domani e come sempre vi voglio anticipare qualcosa di quello che troverete domani in diffusion, sempre qui alle 19 sul canale 90 del digitale terrestre, vale a dire DTV. Domani è la puntata di Valentina e del suo style, con le sue stylist e con le sue ospiti. Domani i consigli che ci dà Valentina sono su come ci dobbiamo vestire per partecipare ad una festa di compleanno, ma anche come possiamo fare con le sue ricette realizzare un deodorante in polvere. E infine la nail art, questa volta è con il pizzo.